La solita cosa, si va ai cimiteri a trovare i propri cari e poi si fa la castagnata, si mangia patate americane e ci si trova tra le famiglie. Ma fate qualcosa di particolare anche per Halloween? Per Halloween no, ho un bimbo piccolino, quindi quest'anno no, saltiamo, l'anno prossimo. C'è la voglia di incontrare qualcuno, fare due chiacchiere, stare in compagnia. Girerò per Bassano e visiterò le distillerie. Ma passerete anche, magari andrete al cimiteri, perché comunque c'è la festa di Ognissanti, la festa dei morti anche, o no? In realtà no, non ci abbiamo pensato. Credo più che mai che non ci sia bisogno personalmente della festività di Ognissanti e dei defunti per portare un saluto ai propri cari al cimitero, quindi ogni giorno può essere un giorno per dedicare anche 5 minuti, un saluto. A casa. A casa e qualche giretto in centro, così. Passate anche magari in cimitero a salutare? Certo, questo sicuramente. È un'occasione in più per ragionare su quello che è successo e come agire per fare in modo che possa essere contenuta la quantità di defunti a causa di questa pandemia. Andiamo a ballare il tango. Che bello, dove di bello? Beh, qui a Bassano. A Bassano. Secondo voi questo weekend, che è anche in memoria dei nostri cari che sono mancati, dei defunti, il weekend dei Ognissanti, dei morti, prende un significato un po' diverso? Non ci ho pensato nemmeno io. Bella cosa. Uno spunto allora? Uno spunto per oggi e domani.